È ricoverata in rianimazione in condizioni stabili all'ospedale di Abano Terme un'86enne contagiata dal tetano. L'anziana si è rivolta al pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud a Schiavonia. Il tetano è una malattia rara, molto rara, abbiamo 1 o 2 casi in provincia di Padova ogni anno, ma necessita di cure importanti, appunto in rianimazione, con delle immunoglobuline specifiche, antibiotici mirati e anche dei farmaci immunorilassanti. La diagnosi è stata fatta su base clinica perché aveva la manifestazione del cosiddetto trisma, cioè una contrazione della mandibola che non si riesce ad aprire. L'anziana nei giorni precedenti si era ferita mentre stava facendo dei lavori nell'orto di casa. Il tetano è una malattia infettiva grave, potenzialmente letale, ma non contagiosa. Le spore di questo batterio si trovano nel terreno, nella polvere e tra le feci umane e animali. Ci si contagia attraverso tagli e ferite derivanti da contatto con oggetti o materiali contaminati. I sintomi sono la paralisi, gli spasmi e le contrazioni muscolari. La guarigione richiede tempi lunghi. I casi di tetano fortunatamente sono rari. Uno si era verificato lo scorso anno nell'Alta Padovana, dove una donna si era ferita con un ferro arrugginito e grazie ad una diagnosi tempestiva e le cure all'ospedale di Campo San Piero era stata dichiarata guarita. L'USL 6 consiglia il richiamo della vaccinazione. La copertura complessiva per la vaccinazione antitetanica è buona per la provincia di Padova, però proprio per le donne e poi per le persone più avanti con l'età c'è un calo della protezione immunitaria, quindi è importante fare dei richiami. Per questo è importante verificare, soprattutto se si fanno lavori di giardinaggio, di orticoltura o comunque in agricoltura dove è più diffuso il batterio e anche quindi la possibilità di infettarsi, di chiedere al proprio medico di famiglia con l'igiene pubblica di vedere com'è la propria copertura vaccinale e eventualmente fare un richiamo.